Che cosa cambia per voi e come vi immaginate la ripartenza? Ma cambia un po' il sistema di lavorare sicuramente, con tutte le norme di sicurezza e così, però diciamo che siamo fiduciosi nel poter andare avanti, di continuare ancora la nostra attività ormai aperta da 36 anni, perciò sarà un anno così un po' di accortezze, un po' anche di tensione magari all'inizio, però penso che dopo si risolverà tutto nel bene, insomma, ecco. Garantire nei piatti, nelle distanze soprattutto, sarà inizialmente un po' un problema, forse la gente è anche abituata ormai a stare a distanza. I costi, beh, vabbè, costi di gestione sicuramente saranno leggermente più alti, però bisogna andare avanti. Per la nostra attività c'è il discorso sempre delle mascherine e dei guantini e l'igienizzante. Per quanto riguarda i prodotti non dobbiamo igienizzare nulla perché siamo a posto così, puliamo tutto quanto e per il futuro si spera, e io sono molto positivo, che le cose riprendano un po' alla volta ovviamente perché bisogna abituarsi alle nuove regole. Sempre 1 metro di distanza da persona, ovviamente non può entrare più di una persona alla volta, ma questo vuol dire anche curare di più il cliente e noi siamo fiduciosi anche su questo. La normativa, tolte quelle comuni dei vari DPCM, non ha fatto una specificazione precisa per quanto concerne le strutture ricettive alberghiere. Da parte nostra abbiamo cercato comunque di tutelare nuovamente gli ospiti, abbiamo chiamato delle ditte specializzate che durante il lockdown sono venute e hanno sanificato con prodotti certificati tutte le stanze e anche la maggior parte dell'albergo. Noi di nostro poi abbiamo seguito le indicazioni fatte dai vari istituti superiori della sanità, Organizzazione Mondiale e Ministero della Salute, andando a preparare le parti comuni e anche le stanze con tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione individuale. L'esperienza della colazione per un albergo è fondamentale. Abbiamo dovuto intervenire sin dal buffet isolando i prodotti sfusi in pratiche confezioni monoporzione. Conseguentemente poi abbiamo anche distanziato i tavoli come indicato. Proprio questa mattina stavo andando a vedere come rimuovere il tutto o riposizionare il tutto con il nuovo decreto uscito ieri, riducendo la distanza ad 1 metro e non più ad 1,5 metri. Noi siamo positivi e fiduciosi e questo lo saremo sempre. Oggi ci organizziamo a raccogliere tutti gli appuntamenti e a sistemare le ultime cose. Quello che cambierà sarà un po' il fatto di lavorare sempre con la mascherina, che saremo molto ligie sul fatto di portarla. Poi noi usavamo già asciugamani sempre puliti e disinfettati dalla lavanderia, adesso passeremo a asciugamani monouso. Prima utilizzavamo kimono e ora passeremo a un utilizzo dei nostri kimono monouso imbustati, oppure daremo possibilità ai nostri clienti di acquistarsi un kit personalizzato con tutto monouso che possono anche portarsi a casa comodamente e portarsi di nuovo in salone a loro volta. Cambia nella disposizione dei tavoli e il numero di coperti. C'è un distanziamento tra i commensali, tra i clienti sicuramente. All'ingresso i dispositivi per l'igienizzazione delle mani ed eventualmente l'uso dei guanti. Ci sono anche tavoli, come vedete, con 3 coperti, quindi distanze anche più vicine, dettate dalla possibilità che tra parenti o coniugi ci si possa mettere anche in più di un tavolo. Quello che cambia per noi è che dobbiamo stare attenti alla nostra clientela quando entrano in negozio, devono avere i guanti per poter toccare i capi. Ci chiedono di mantenere appunto il metro di distanza fra i clienti, quindi riusciamo tranquillamente anche a gestire 2 clienti. E questo, niente, speriamo bene. Le persone le vedo un po' confuse e disorientate, ecco. Però speriamo che si stimolino, insomma. I clienti sicuramente troveranno una sorpresa bruttissima con l'aumento di tariffe, perché ci hanno obbligato monouso la copertina, l'asciugamano monouso, la carta da collo monouso. Cioè il costo va su per i nostri clienti adesso, no? Perché rasoio monouso che poi il cliente lo può operare, portarselo a casa, lo riporta, risparmia 2 euro, però un aumento grave per i clienti.